Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Ben ritrovati, quarta di campionato al Pala Hockey di Forte dei Marmi. Si affrontano la GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi contro l'Hockey Valdagno in quella che negli ultimi anni è diventata una sfida direi classica, soprattutto nella parte finale dei campionati. Le formazioni che si andranno a sfidare questa sera agli ordini del signor Rondina e Rago, coadiuvati al banco dei cronometristi da Lucifero, sono con i due portieri in bianco-azzurro veneti, Sgaria e Fongaro. Poi abbiamo Davide Motaran, Gaston De Oro, Davide Piroli, Giovanni Crodelli, Fabrizio Ciocale, Mattia Cocco, Marc Gonzales, Manuel Mir e Filippo, abbiamo già detto, Fongaro, il secondo portiere. L'allenatore è il signor Garzia Mir. Il Forte dei Marmi risponde con Gnata e Bertozzi a difesa delle porte, poi Sergio Festa, Pedro Gil, Domenico Illuzzi, Elia Petrocchi in sostituzione a Giovannetti, infortunatosi alla spalla sulla pista di Sandrigo sabato scorso. Poi abbiamo Rubio, Martì Casas, Giacomo Maremmani, Elia Cinquini. L'allenatore, come sappiamo, Alberto Orlandi. Partita importante, il Forte dei Marmi viene da due pareggi, in casa un pareggio e una sconfitta, perciò ancora il pubblico rossoblu non ha assaporato il piacere della vittoria, mentre il Valdagno dopo due sconfitte iniziali è riuscito a vincere sulla pista amica seppur di misura contro un coriaceo Correggio. Partita importante anche perché, insomma, formazione alla mano, questo Valdagno merita ben più del posto che al momento sta occupando. Ma senz'altro, perché è una squadra che diciamo ha una difesa un po' attempata, se così si può dire, perché Mattia Cocco e Davide Motaran sono entrambi classe 1984. Mattia Cocco, tanto per far capire che la data di nascita conta relativamente, ha fatto 4 gol dei 5 che il Valdagno ha segnato al Correggio. E poi invece ha un reparto offensivo decisamente giovane, a parte De Oro che praticamente in teoria non sarebbe nemmeno dato nello starting 5, ma è un cambio più che di lusso. Però ci sono i due nuovi giocatori, l'argentino Ciocale che proviene dalla Spagna però, e Gonzales, due giocatori di cui si parla molto bene, in particolare Ciocale che è un più che promettente, diciamo così. Intanto c'è una premiazione, presumo, per Davide Motaran, che è stato protagonista per tantissimi anni qui a Forte dei Marmi, anche capitano, e che, come sentite dagli applausi, ha lasciato indubbiamente un grande ricordo. Fabrizio. Sì, vediamo la Donatella, la nostra donna capo ultra femminile del Forte dei Marmi, che consegna la targa al capitano, al mio capitano, che merita gli applausi di tutto il Palasport, una buona parte in piedi a tributare a quello che è stato poi un campione che ha dato molto al Forte dei Marmi. È vero che molto ha preso, ma molto ha dato, scudetti e coppe, e che questa sera, se non ho capito male, sarà utilizzato forse perché ci sono notevoli problemi per lui a una caviglia, perciò non sappiamo ancora quello che sarà il tempo di utilizzo da parte di Mira. Intanto vediamo che il nostro Mattia insieme viene premiato, credo, per l'europeo che ha disputato da parte della società, portiere della nazionale azzurra under 17 se non vado errato. E adesso a questo punto è tutto pronto, rimane soltanto a vedere quelli che saranno i quintetti in pista, perché da lì riusciremo subito a capire quello sarà l'atteggiamento delle due squadre. Vediamo dunque le formazioni che prendono posto in panchina, gli ultimi giri di pista per provare le ruote. Giulio, sarà una partita decisamente importante, anche perché il Forte dei Marmi ha, secondo me, anche il dovere di dimostrare quello che vale, insomma. Sì, indubbiamente, anche perché una vittoria, due pareggi, però i due pareggi ottenuti con squadre che almeno sulla carta non sono considerate fra quelle di prima fascia. Ecco, per esempio alla vigilia già
il Valdagno era considerato una squadra di una fascia, una categoria superiore a Sandrigo e Montebello. Diciamo che le gerarchie venete dovrebbero essere, no? Trissino, Bassano, Valdagno e le altre, no? Quindi è chiaro che non è un impegno da poco, anche se la formazione di Mir, come avevi detto, ha subito 2 sconfitte nelle prime 2 giornate, però sabato scorso ha ottenuto la prima vittoria, quindi un risultato importante anche dal punto di vista psicologico. Intanto, come dicevi giustamente, Motarane attualmente è in panchina e non credo che se stesse bene starebbe in panchina un giocatore come Motarane, quantomeno nel quintetto di partenza, quindi probabilmente ci sono qualche problema fisico. E per il resto appunto una partita comunque tutta da decifrare. Le squadre di Mir sappiamo che hanno un gioco abbastanza elaborato, diciamo così, da assimilare, però insomma già il risultato con il Correggio di sabato scorso fa capire come i progressi ci siano stati partiti. Intanto è il Forte dei Marmi che deve difendersi come di consueto e di regolamento. La sfera è recuperata subito però da Forte dei Marmi, con il tentativo del nostro Rubio che passa al lato. Torna a sfera ai biancazzurri che sono in pista con sgarita fra i pali, De Oro, Cocco, Ciocale e Piroli. Il Forte dei Marmi risponde con Rubio, Festa, Cinquini e Illuzzi, dunque formazione pesante per il Forte dei Marmi. Vediamo adesso Festa, autore di una pregevole gara e di un buon gol in quella di Sandrigo. Sfera che si impenna, la recupera però Ciocale per i suoi e poi rimpostare l'azione d'attacco per il Valdagno. Piroli in possesso di sfera, all'indietro ancora a girare sfera con De Oro, cerca il varco De Oro, poi il tiro sul primo palo, non ha difficoltà Gnata. La sfera è per Illuzzi che la cambia subito con Rubio. Rubio si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, trova Cinquini, da questi a Illuzzi ancora. La manovra per Rubio, Forte dei Marmi GDS alla manovra, si difende la formazione di Diego Mir. Illuzzi, fascia destra per lui, si accentra, finta il tiro, l'appoggio è per Rubio, carica dalla distanza, la sfera è però conquistata ancora dal Forte dei Marmi, con Illuzzi che va a fare la boa al centro dell'area. Adesso è Festa che può centrarsi, 6 secondi per il Forte dei Marmi, ci prova Cinquini, fa la barba alla traversa, sfera fuori dallo specchio della porta. La recupera il Valdagno che torna in avanti con De Oro in possesso di pallina. De Oro attaccato molto bene da Cinquini che li porta via sfera, scambia con Rubio, avanza all'altezza da 3/4 Rubio, serve Festa, è controllato però dall'esperto Cocco, da questi a Illuzzi. Illuzzi al centro per la deviazione di Festa che però non sortisce effetti. Siamo dall'altra parte con Ciocale che parte velocissimo, va alla conclusione, murato da un ottimo Cinquini. Poi la sfera recuperata da Illuzzi che la riporta in avanti per lo stesso Cinquini, allarga su Rubio. Rubio ancora, cerca un compagno, si era defilato Festa nel tentativo di aprire il varco, non c'è la possibilità del tiro, torna alla manovra la GDS Impianti. Si difende il Valdagno, Rubio ancora, cerca un compagno, poi dietro porta il filtrante in profondità, non riesce, attenzione, la sfera per Piroli, il tiro, non ha difficoltà Riccardo Gnata, ma comunque abbiamo concesso una sfera importante in contropiede e questi sono gli errori che il Forte dei Marmi, se vuole portare in fondo una gara con questi avversari, non deve fare. Ancora De Oro attaccato, poi il tentativo di De Oro per la deviazione di Ciocale, buona occasione per il Valdagno, Forte dei Marmi che torna ad impostare con Illuzzi. Illuzzi per Rubio, il più arretrato dei suoi, esce dalla zona buia appoggiando su Cinquini, cambiano posizione, fascia destra, adesso nel cerchio di centropista è Cinquini, finta il tiro, appoggia per Illuzzi in fascia sinistra, ancora Cinquini alla manovra, Rubio per linee esterne da GDS Impianti, si allarga adesso Cinquini, ha davanti a sé un avversario, non può andare alla conclusione. Lo scarico dunque, ancora il tentativo di deviazione di Illuzzi, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Valdagno. Intanto sono passati 3 primi e 40 secondi, 0-0 risultato, sfera persa, Forte dei Marmi che torna in avanti con Cinquini, molto bene, poi sfuma la possibilità del contropiede ma è Festa
che si crea il varco, va alla conclusione, sfera in tribuna dopo la deviazione di De Oro, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Giulio, un Forte dei Marmi che ha concesso un paio di contropiedi ma che comunque sta provando. Sì, è iniziato piuttosto su ritmi piuttosto sostenuti questa partita. Il Forte dei Marmi sì, ci sta provando con notevole insistenza, dobbiamo dire, e è chiaro che c'è sempre da stare attenti a queste ripartenze degli avversari. Non è soltanto il Valdagno ma un po' il punto debole, almeno in questa fase della stagione, del Forte dei Marmi. Questa sera mi pare che sia abbastanza vigile per il momento la difesa, ma è chiaro intanto un bel passaggio di Luzzi che stasera in versione di assist man si sta già facendo valere, come del resto sta giocando molto bene Cinquini che ha già recuperato le palline. Vediamo se questo inizio promettente del Forte dei Marmi verrà mantenuto. Tanto la sfera al centro per il Luzzi che però deve lottarsela, commette il fallo, il primo fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi. Attenzione, siamo già dall'altra parte con Giocale che viaggia come un treno, ma Festa fa buona fase difensiva, si ferma, supera la guardia dei Piroli, si schiera il Valdagno, ma il Forte dei Marmi torna immediatamente in possesso di sfera e dunque può rimpostare l'azione d'attacco. Il Luzzi dall'altra parte per Rubio, si muove bene il Luzzi là a cercare il varco. Rubio ancora dietro la porta, attaccato da De Oro, resiste alla carica, si ferma nell'angolo, aspetta il piazzamento dei compagni, poi cede il Luzzi, cerca di farsi vedere, sfera all'indietro per Festa, parte da lontano, supera l'avversario, non il secondo che è Cocco, la scarica allora è per Cinquini, da questi è il Luzzi per Cinquini ancora, ha sporcato il passaggio, mantiene comunque lì al possesso della pallina, la mette al centro, trattenuto Festa ma non c'è fallo, dice l'arbitro. Siamo dall'altra parte con Piroli che va alla conclusione, murata molto bene dai Luzzi, e se una cosa mi sento di dire, la fase difensiva in questo momento non ha concesso molto negli ultimi 2 minuti il Forte dei Marmi al Valdagno, anche se poi ha delle difficoltà là davanti a trovare il passaggio giusto. Adesso è Festa in possesso di pallina, da questi a Rubio che rigira nuovamente sfera per Cinquini. Intanto si prepara qualcuno al cancello per quanto riguarda il Valdagno. Adesso il tiro di Cinquini passa al lato, sulla ribattuta Festa è il più veloce, poi finisce a terra, ma dice l'arbitro commettendo fallo e concedendo dunque un 3 contro 2 per il Valdagno. Attenzione Cocco, ci prova, molto bravo è stato Riccardo Ognata, ma abbiamo avuto un momento di defiance per rientrare, ci siamo trovati scoperti e purtroppo quando si va ad attaccare qualcosa bisogna concedere anche all'avversario. Adesso ci prova Rubio, sulla ribattuta però il più veloce di tutti è Piroli che rilancia per Cocco, autore poc'anzi di un'ottima conclusione. Il tiro è fermato, Rubio fa tutto da solo, poi cede sfera all'indietro per Festa, si accentra Festa, appoggia per il Luzzi, intanto finisce a terra Festa, il contatto c'è stato, forse accentuato ma di fatto c'è stato, l'arbitro dice che si può continuare. Intanto è entrato con il numero 9 Clodelli a fargli spazio, è stato Ciocale, dunque poco cambia tatticamente per la formazione del Valdagno. Sfera all'indietro, Cocco allarga per Piroli, ancora per Cocco, cerca un varco controllato, torna sui propri passi al limite dell'antigioco, poi sfera all'indietro, Piroli adesso in fascia destra per De Oro, Tonci De Oro cerca di metterla al centro, sfera che è riconquistata ancora dal Forte dei Marmi dopo il tiro degli ultimi secondi, quelli senza velleità. Intanto vediamo il cancello, si sta preparando Pedro Gil, la sfera però è per il Forte dei Marmi con Cinquini, da questi a Festa, ancora Cinquini, là nel mezzo all'area a cercare spazio c'è il Luzzi, adesso si scambiano di posizione con Festa, il Luzzi all'indietro, Cinquini finta il tiro, poi il passaggio non va a buon fine, subentra Piroli, Cinquini cerca di disturbarlo, Piroli se ne va in fascia destra, Festa su di lui, dietro porta ancora Piroli, sfera all'indietro, con calma rimposta l'azione d'attacco il Valdagno, si difende la CDS Impianti, ancora De Oro, Clodelli
L'attacco di Crodelli è controllato da Rubio, attenzione, dietro porta il giochino non riesce, Rubio esce, sfera sulla stecca, il fallo è il primo fallo del Valdagno, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Forte dei Marmi, Giulio, che ci sta provando, ma là davanti è veramente difficile entrare nel quadrato difensivo. Senz'altro, anche perché poi non dimentichiamo che il Forte dei Marmi è partito senza né Gil né Casas nel quintetto di partenza. È chiaro che due giocatori di quel calibro, per di più molto veloci, per cui sono anche in grado di aprire un po' la difesa avversaria. Evidentemente Orlandia ha badato soprattutto a magari a una maggior solidità difensiva, però è chiaro che nell'arco dei 50 minuti siamo abituati a rotazioni continue, ci sarà posto già fra non molto, mi pare, a vedere i movimenti della panchina per Gil e presumo anche per Casas. Comunque ecco un Forte dei Marmi un po' inedito, ma del resto un palo di Luzzi con Sgaria che forse era ben appostato, comunque sembrava quasi che l'avesse superato. Vabbè, è andata così e vediamo come intanto continua a riscaldarsi Gil, che dovrebbe ormai essere vicino all'ingresso. Tanto vediamo la sfera che è per il Valdagno, ci prova De Oro ad andarsene in fascia destra, controllato, la mette al centro, ma lì c'è il Forte dei Marmi e Luzzi poi la controlla, ancora lui, il tiro, la parata di Sgaria, scusate, e dunque ancora il Forte dei Marmi in possesso di pallina, sfera all'indietro, Rubio non l'aggancia, dunque sfuma questa possibilità d'attacco. C'è il 5 fallo dei 5 secondi, la punizione in favore del Valdagno, che va a battere al vertice basso alla sinistra di Gnata. Dunque tutto pronto, battuta in questo momento, De Oro in possesso di pallina all'indietro per Cocco, 15-17, da questi a Crodelli, ancora Crodelli in possesso di sfera, poi va alla conclusione, sporcata da Festa, finisce fuori dallo specchio della porta. Festa in possesso di sfera, supera Crodelli con l'appoggio su Rubio, con calma il Forte dei Marmi rimposta l'azione d'attacco. Vediamo adesso Festa per il Luzzi, per Rubio ancora in orizzontale per il Luzzi, Cinquini, intanto vediamo Alberto Orlandi vicino a Gil in panchina a dargli le istruzioni del caso. Il tentativo di azione di Festa stavolta non riesce per l'intervento di Sgaria e dunque la sfera che torna in possesso degli uomini di Mir, che tornano avanti con De Oro. De Oro ancora per Cocco, ancora Mattia Cocco in possesso di sfera, il capitano della formazione veneta. Poi c'è l'anticipo ma falloso, dice l'arbitro, da parte di Cinquini, e dunque la punizione in favore del Valdagno. Forte Marmi che sale a 3 falli di squadra, a quota 1 il Valdagno, risultato 0-0 quando mancano 14-18 alla fine dell'incontro. Tutto pronto per la battuta, l'arbitro rettifica la posizione, chiesta la distanza, il fischio del signor Rago. Dunque la sfera è per De Oro, attaccato da Festa, gli allontana pallina. De Oro deve superare la guardia altissima e poi c'è il fallo di Cocco con gran mestiere, l'arbitro però se ne avvede e assegna il secondo fallo di squadra a carico del Valdagno. Rubio dietro la porta vicentina, intanto fa il suo ingresso in pista Pedro Gil al posto di il Luzzi, turno di riposo dunque per il Luzzi. Gil in possesso di pallina, cambia per Cinquini, missile di Cinquini, tentativo di deviazione che non riesce per l'intervento difensivo di Cocco. Dunque il Valdagno che torna in avanti con il proprio capitano, poi il tentativo è murato proprio da Pedro Gil che conquista la prima sfera, se la gioca, se la porta avanti, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, ha addosso a sé Cocco. I due hanno giocato insieme, se non vado errato, in quel Valdagno che stravinse il campionato. Intanto c'è il fallo di Sgaria che mette stecca fuori dall'area di pertinenza e dunque c'è il primo time out quando mancano 13-13, 0-0 il risultato, 3 falli a carico del Forte Marmi, a quota 2 il Valdagno. Giulio, mi pare una gara ancora molto chiusa. Sì, molto da decifrare, diciamo così, perché le due squadre insomma hanno creato delle occasioni, sicuramente di più il Forte dei Marmi, ma un paio anche il Valdagno, però ecco, sembra che al momento non stiano
esprimendo proprio tutte le loro potenzialità. In particolare il Forte Marmi, per quanto riguarda il reparto offensivo, è chiaro che è partito con una formazione inedita, l'avevo già detto, privilegiando probabilmente il fattore difensivo per poi inserire un po' alla volta, come ha fatto con Gil adesso, al posto di Luzzi. È un Valdagno comunque già in buone condizioni, nel senso dal punto di vista degli scambi, non è una squadra, diciamo, che dà l'impressione di essere ancora in grande lavorazione, perché comunque i meccanismi si vedono già piuttosto bene, e vediamo adesso, certo dover fare a meno, almeno così pare, perché fra l'altro si è messa anche la tuta Motaran, quindi probabilmente è difficile, almeno per il momento, che possa essere rischiato in pista. Dicevo, dover fare a meno con un giocatore come Motaran in difesa non è una cosa da poco, però la squadra ha dimostrato di riuscire col collettivo a far vedere delle buone cose. È entrato anche il figlio di Mir, Manuel Mir, con il numero 88 e gli occhiali, è uno dei pochi giocatori con appositi occhiali da gioco, diciamo così. E dunque Gil in possesso di sfera al centro, il traversone per Festa che però è disturbato da Piroli, Mir, Clodelli e De Oro. Forte Marmi risponde con Festa, Gil, Rubio e Cinquini. Dall'altra parte Cinquini in possesso di sfera, si accentra, era scivolato Mir ma Cinquini oramai aveva effettuato il passaggio. Il tentativo adesso, sfera alta sul tiro di Cinquini, la punizione in favore del Valdagno che torna in avanti quando mancano 12:43, dunque metà del primo tempo, 0-0 il risultato. Ancora il Valdagno che può manovrare, De Oro cambia per Mir, incrocio con De Oro, sfera nel cerchio di centropista, il più arretrato adesso è De Oro che prova il tiro a lunga distanza, ma c'è 4 uomini in terra a centro area, poi l'arbitro ferma il gioco. Credo si siano incastrati i pattini, Giulio. Sì, proprio questa è abbastanza curiosa la cosa. Ci sono il numero 8 Piroli, poi c'è Clodelli e poi Gil, che mi pare che però abbia i maggiori problemi tecnici, meccanici, e quindi è dovuto uscire. Rientra il Luzzi, invece niente di irreparabile per quanto riguarda i due giocatori del Valdagno che erano rimasti a terra insieme a Gil, e quindi si riprenderà con una rimessa e con Gil che è uscito fuori dalla pista, si sta risistemando comunque i pattini, sostituito da il Luzzi. E devo dire che da primi anni 70 che vedo l'hockey su pista io non ho mai visto i pattini incastrati uno nell'altro, però insomma, vabbè, si impara sempre qualcosa. Per fortuna non siamo morti ieri, altrimenti questa cosa non l'avremmo scoperta. Si asciuga la pista in attesa di riprendere il gioco, la sfera dovrebbe essere del Forte dei Marmi che se ne stava andando in contropiede 2 contro 2. Giustamente l'arbitro ha fermato per consentire di soccorrere i giocatori che erano rimasti a terra, perciò poteva esserci anche qualcosa di ben più serio che non un pattino. E vediamo che è rientrato il Luzzi per consentire al meccanico di riparare il pattino di Pedro Gil, battuta in questo momento. La sfera è dunque per Cinquini, dall'altra parte per Rubio per il Luzzi, per Cinquini ancora. Passaggi stretti in questo momento, apre adesso per il Luzzi, cerca la percussione adesso Cinquini, avanza in fascia sinistra, la mette al centro, la sfera carambola ma raggiunge ancora il Luzzi per il tentativo di Rubio che era indirizzato molto bene sull'angolo lontano ma fuori dallo specchio della porta. Dunque pallino in avanti, il tentativo di farla andare da parte di Piroli riesce ma solo momentaneamente. Adesso è De Oro che la manovra, attenzione, cerca di andare sullo stretto Piroli, niente da fare, ancora la sfera al centro per Mir fra due avversari, poi il Luzzi con gran calma la ferma, rilancia per Rubio per Cinquini aspetta e trova il Luzzi che fa una percussione, poi appoggia a sfera ma ancora la manovra del Forte dei Marmi, buon numero, e poi nel centro dell'area c'è il fallo di Festa, il quarto fallo a carico del Forte dei Marmi. Battuta in questo momento, intanto nuovo cambio, fuori De Oro
e dentro dovrebbe essere, se non vado errato, con il numero 77 Gonzales, no, numero 79 Gonzales, scusate. Comunque Piroli in possesso di sfera, attaccato, mantiene il possesso della pallina, su di lui si porta Festa, lottano la palla Ustre 2, poi la pallina schizza lontana, c'è il fallo di Festa, il time out chiesto da Alberto Orlandi. Intanto vediamo Gil pronto a rientrare, il suo contributo è stato veramente di pochi secondi a causa dell'infortunio al pattino. Comunque 0-0 il risultato, 4 falli a 2, entra anche Casas al posto di Festa, dunque turno di riposo dopo ben oltre la metà del primo tempo anche per Festa, e adesso attacco decisamente più dinamico, anche se un po' più leggero. Giulio. Sì, vediamo adesso come se la caveranno i due. Del resto era una delle coppie più attese, quella Gil Casas, e per il momento specialmente il più giovane dei due non sta ancora dando il contributo atteso, proprio per, come abbiamo ripetuto tante volte, aver dovuto saltare praticamente tutta la preparazione di precampionato a causa dei postumi della pubalgia, e piano piano riprenderà anche lui il suo posto, non soltanto dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista delle realizzazioni, perché per ora non ha ancora segnato. Vediamo, certo che ripeto, vederli al massimo tutti e due sarebbe un bel vedere, ecco, vediamo un pochino, perché fra l'altro è una coppia molto diversa rispetto a Ambrosio Casas lo scorso anno, perché qui sono due giocatori, come dicevi giustamente, più leggerini, però insomma che hanno una velocità veramente impressionante, e quindi sarà veramente interessante poterli vedere soprattutto nelle ripartenze. Vediamo se già sarà stasera una di queste occasioni. Dunque Forte Marmi in pista con Rubio, Illuzzi, Gil e Casas, risponde con il numero 21 Ciocale, e poi dovremo avere Gonzales, Mir e Clodelli. La sfera è riconquistata dal Valdagno che torna in avanti, attenzione, Ciocane in possesso di sfera per Gonzales, cerchio di centropista per lui, allarga per Mir, scambia il varco per l'argentino che passa dietro la porta, difesa da Riccardo Gnata, poi gira pallina per Mir cerca di darla al centro, ma c'è il Luzzi che riesce, scusate no, Rubio riesce a interrompere la trama offensiva. La sfera è per il nostro Casas, che però viene anticipata al momento del tiro, poi Casas va a riconquistare una buona sfera, il servizio però per Gil sporcato, finisce a terra Gonzales che va ad attaccare stecca su stecca, e l'arbitro assegna il fallo di squadra numero 3 a carico del Valdagno. Attenzione, Rubio attaccata ancora, bisogna fare molta attenzione, siamo ai limiti dei 5 secondi, o si esce ora, eccolo qua in questo momento, Gil in possesso di pallina, all'indietro per Rubio, fascia sinistra per lui, dietro porta c'è il Luzzi che riceve, aspetta il piazzamento dei compagni, poi cerca di farsi vedere, attaccato da due uomini dietro porta, Rubio non riesce a mantenere il possesso della pallina, forse abbiamo aspettato un secondo di troppo, e dunque con il numero 21 Ciocale può riportare in avanti i suoi, ancora lui in possesso di sfera, Clodelli per Mir, per Gonzales, cerca un compagno, poi va alla conclusione Murata, sfera alzata, la riporta avanti Casas, attaccato duro, la sfera ceduta all'indietro, ma Gonzales è più veloce, attenzione che c'è uno scontro al centro dell'area, viene assegnato il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi, ma secondo me fallo non c'era. Giulio? No, si è visto benissimo che la pallina è andata dalla parte opposta, quindi l'ha toccata il Luzzi, vabbè, comunque lo stesso. Volevo, ecco, ho notato che è cambiato decisamente l'approccio difensivo del Valdagno da quando ci sono Casas e Gil, cioè la squadra del Forte dei Marmi gioca più veloce, è molto più dinamico anche l'attacco del Valdagno o meglio la difesa del Valdagno quando si rapporta con i giocatori del Forte dei Marmi. È proprio cambiato marcia anche la formazione di Mir, segno che sa adattarsi bene anche alle caratteristiche dei diversi avversari che ha davanti. Intanto è Casas che recupera la sfera, la cede Luzzi, da questi a Rubio ancora per Casas, il Luzzi, cerchio di centropista per lui, per Casas, per linee esterne Gil dietro porta, cerca di portar via l'uomo, riceve in questo momento lo scarico del compagno,
supera l'avversario, al momento dell'ingresso in area però viene controllato. Adesso è Casas attaccato duro anche in questa occasione, a Casas si libera, va alla conclusione, succede di tutto in area, l'arbitro dice che si può proseguire, è il Valdagno che torna in avanti con una buona giocata di Giocale, ma a mio avviso qualcosa di poco chiaro già stato in area di rigore del Valdagno. Dunque 2 su Casas, anche in questo caso viene fatto correre, dunque Gil per Casas, ci prova sul primo palo, niente da fare, la sfera è per Rubio. Comunque è un Casas che mi pare un po' più convinto delle ultime gare. Per Gil, accelerazione di Pedro, il tiro di Pedro murato dal portiere, però Gil mantiene il possesso della pallina nell'angolo, la gira all'indietro per il Luzzi che la gira dall'altra parte per Rubio, Rubio per Gil ancora, tenta il tentativo, tenta di far filtrare sfera, non riesce per l'intervento di un difensore. Gonzalez adesso in possesso di sfera, attaccato, c'è il fallo numero 6 a carico del Forte dei Marmi. Intanto corre ai ripari Diagomir, rimette in pista l'esperienza di Cocco, a fargli spazio se non vado errato è Clodelli. Dunque vediamo il Valdagno con Cocco, bisogna rettificare la posizione, tutto pronto, la battuta all'indietro, Giocale in possesso di sfera per Cocco, 6:40 alla fine del primo tempo, 0-0 il risultato, 6 falli rossoblu, a quota 3 il Valdagno. Poi ci prova Mir, la percussione in fascia destra controllato da Casas per Giocale, il Luzzi su di lui, Gonzalez adesso la mette al centro ma c'è Gil in fase difensiva, Casas, Gil ancora, avanza Gil, supera un avversario, poi cede per il tiro al palo e questa volta niente avrebbe potuto il portiere Sgaria, ancora un palo dei rossoblù su bella imbeccata, veramente azione notevole, il fallo di squadra numero 7 a carico dei rossoblù questa volta c'è, ma impedisce un contropiede, ma veramente grande azione rossoblù. Sì, è stata veramente, ecco, questo è un po' il prototipo di quello che intendevo io quando Gil e Casas giocano insieme, no? Velocissima azione di Gil, passaggio di Casas che arriva anche lui in velocità al volo e pallina sul palo, peccato perché fosse stato un gol sarebbe stato bellissimo, al di là chiaramente che non sarebbe piaciuto al Valdagno e ai sostenitori del Valdagno, però ecco, dal punto di vista esecutivo sarebbe stato veramente molto bello. Comunque partita decisamente più veloce negli ultimi minuti, vediamo se intanto c'è un giocatore del Valdagno che si sta facendo medicare al mento dai propri sanitari fuori del rettangolo di gioco, probabilmente è stato colpito da una pallina, non fanno dei segnali, non ho capito, sì, è Giocale, ma facevano dei segnali che non ho capito a chi. Comunque insomma, vabbè, gioco fermo ancora e bisogna asciugare di nuovo la pista, 6 minuti e 5 secondi e il Luzzi che ride insieme a Motaran. 6 minuti e 5 secondi alla fine, 7 falli a carico del Forte Marmi, a quota 3 il Valdagno, 0-0 il risultato. Tanto vediamo che l'arbitro dice che bisogna ripetere la battuta, è il Valdagno in possesso di sfera, al posto di Giocale infortunato è entrato De Oro. Tutto pronto in questo momento, fischio dell'arbitro, De Oro per Cocco. Per Mirma c'è l'anticipo netto di Pedro Gil, da questi a Casas che ancora una volta si vede stoppare la sfera da Sgaria, ma sicuramente ancora un'ottima azione, ci dimostrano quello che possono fare i nostri ragazzi. Adesso però bisogna difendere, ancora una sfera rubata da Gil, servita a velocità impressionante a Casas, e l'occasione di alza e schiaccia di Casas, questa volta sventato molto bene dal portiere del Valdagno. Cocco in possesso di sfera per De Oro, De Oro per Cocco ancora, che gioca nei pressi della propria area. Mir attaccato, mantiene il possesso di sfera, Mir la mette al centro ma c'è Casas che porta via pallina, si ferma, serve Gil,
avanza Pedro, ancora Pedro in possesso di sfera, l'accelerazione, lascia sul posto Gonzalez, poi però è costretto a girare sfera all'indietro e a reimpostare l'azione d'attacco. Ancora per Casas che ci prova ancora il portiere a dir di no, poi al centro il tiro e diventa quasi un'autorete, ma si salva il Valdagno. Forte dei Marmi che a questo punto mi sento di non essere smentito se dico che meriterebbe il vantaggio, ma attenzione che poi sono queste le situazioni decisamente pericolose. Ancora il tentativo di filtrante che non riesce per l'intervento di Gil e poi in seconda battuta di Rubio che gli ritorna a sfera, Gil addosso a sé De Oro, ancora all'indietro per Rubio, 4:14 alla fine, Rubio per Pedro Gil, per Rubio che prova a piazzarla sul palo lontano, è Pirolli il più veloce a prenderla ma su di lui si porta il Luzzi. L'arbitro dice che non c'è fallo, la spera spazzata in avanti in una qualche maniera. 3:56, 0-0 risultato con Gil ancora in possesso di pallina. Forte dei Marmi che ha effettuato un forcing mostruoso, poi Gil la piazza sul secondo palo ma passa di un soffio al lato. Attenzione, De Oro porta avanti sfera per i suoi, ancora la pallina per Piroli, per De Oro ancora, Gonzalez costretto a girare all'indietro per Cocco, il blocco consente a Cocco di avanzare, l'arbitro se ne avvede, c'è il time out chiesto dal Valdagno a 3:19 alla fine con il quarto fallo se non vado errato a carico della formazione di Mir, a quota 7 il Forte dei Marmi. Dunque 3 minuti da giocare, risultato 0-0, 7 falli rossoblu, 4 del Valdagno e Giulio, però meritiamo il vantaggio, lo dicono le immagini. Beh sì, quello indubbiamente, negli ultimi 4 minuti il Forte dei Marmi ha creato, non solo ha mantenuto il possesso offensivo, però ha creato veramente delle grosse occasioni, il palo di Casas, un paio di parate notevoli di Sgaria, il quasi autogol di qualche minuto fa in cui con la pallina che ballava nel mezzo dell'area, quindi indubbiamente il Forte dei Marmi manca la rete in questo momento, però merito anche al Valdagno che è riuscito a tenere fino a questo momento e fra l'altro ripeto, dovendo fare a meno di Motaran che è sempre rimasto in panchina e anche di Ciocale che ora vediamo fasciato, una fasciatura anche abbastanza vistosa sul mento, è stato anche assistito dai sanitari in servizio qui al Palazzetto dello Sport, non solo dai propri. Comunque ultimi 3 minuti e 19 da giocare nel primo tempo, 0-0 il risultato, il Forte dei Marmi che cerca di arrivare al vantaggio prima della fine della prima frazione, ma attenzione come detto prima Fabrizio perché la squadra veneta è molto pericolosa anche nelle ripartenze come abbiamo già visto. Tanto Pedro Gil, ultimo uomo per il tentativo di Luzzi di subentrare, Luzzi cambia per Rubio, poi il tiro di Rubio fermato sulla ribattuta, però il più veloce di tutti è De Oro che riporta avanti sfera per i suoi, tentativo di De Oro, c'è Gil a fare buona guardia, poi ci prova Noluk, c'è la spintonata di Ciocale su Casas, la punizione, il fallo di squadra, l'arbitro dice che bisogna rettificare la posizione. Battuta in questo momento, Rubio in possesso di pallina, viene davanti la GDS Impianti, ancora Rubio per Casas, da questi ha il Luzzi che cerca un compagno, poi finta il tiro, appoggia per Rubio, da questi a Casas per il Luzzi nel centro dell'area, poi però c'è l'anticipo di Cocco, attenzione, Ciocala in possesso di sfera, cambia dall'altra parte per De Oro, 2:22 alla fine, De Oro in possesso di sfera, poi a Rubio che si intromette, porta via pallina, ma il Forte dei Marmi deve cercare la giocata, aveva cercato un filtrante importante, poi c'è il fallo a De Oro, il blu a De Oro e a Gil per, immagino, la sfera era lontana, per scorrettezze reciproche, perciò questi ultimi 2 minuti e 08 faremo a meno
dei due giocatori, Gil da una parte, De Oro dall'altra, e al posto dei due giocatori sono rientrati, vediamo che è rientrato per il Forte dei Marmi Maremmani, che dunque fa il suo ingresso in pista questa sera. Dall'altra parte Piroli. Bisogna andare a battere, immagino, un ingaggio a questo punto. Vediamo, non saprei dire che cosa è successo perché la sfera era lontana dall'altra parte. Casas, che molto sportivamente ridà sfera al Valdagno che ne era in possesso. Pallina in profondità, attenzione Piroli, si apposta dietro porta, su di lui va il Luzzi, la sfera al centro è però recuperata da Maremmani, la porta in avanti, attaccato Maremmani, resiste la carica, poi si allunga malamente la sfera ma riesce a controllarla. L'intervento difensivo di Piroli gli aveva fatto perdere l'attimo giusto. Ancora Maremmani in possesso di pallina, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni per Rubio dall'altra parte. C'è adesso il rigore a favore del Forte dei Marmi per il fallo di Gonzales su Illuzzi. Questa è la decisione dell'arbitro. Dunque, quando manca un primo e 29 è rigore per il fallo su Illuzzi. Insomma, la spintonata c'è stata, Giulio. Sì, mi sembra ineccepibile, forse così apparentemente era più netto quello quando hanno stretto in due qualche minuto fa a casa, però insomma anche qui c'è, perché è stato praticamente placcato in area e quindi insomma è chiaro che non è nemmeno un fallo tipo quello di prima in cui è stato dato il fallo e finito a terra il giocatore avversario, ma la pallina è stata colpita da Illuzzi. Qui proprio è stato fermato, credo che sia, anche senza replay dovrebbe essere abbastanza netto. Comunque Illuzzi contro Sgaria. Illuzzi contro Sgaria, Illuzzi rigorista del Forte dei Marmi in questo inizio di stagione. Vediamo quello che è la decisione al momento. Tutto pronto, Illuzzi, il tiro, gol! Quando va sul dischetto Domenico non ci tradisce mai. Forte dei Marmi in vantaggio, oserei dire, in quella che è stata l'occasione più semplice forse su rigore, con il gol di Domenico Illuzzi che porta, io mi sento anche di dire, meritatamente in avanti il Forte dei Marmi quando manca un primo e 29. E adesso molta attenzione alla reazione del Valdagno, Giulio. Sì, anche perché insomma il Forte dei Marmi in questo inizio di campionato ci ha abituato in alcuni momenti a distrarsi un attimino, no? Come sabato scorso, non tanto il 3-2 che è venuto con un tiro da metà pista, ma il 3-3 c'è stata un po' una difesa sbalestrata in quel momento lì, no? Per consentire la rete del pareggio del Sandrigo. Ecco, quindi intanto c'è un corridoio in cui si infila Ciocale, vediamo se però non riesce a arrivare al tiro, però mantiene possesso di palla. Siamo nell'ultimo minuto, forse era un po' altina la palla, comunque l'arbitro lascia giocare. 50 secondi alla fine, 1-0 rosso-blu, gol di Illuzzi. Attenzione, il Forte dei Marmi adesso che ha questi 40 secondi non può andare in fondo, per una manciata di secondi sarà costretta ad andare al tiro o a concedere sfera all'avversario. Certo che è un vantaggio meritato che consente ai rosso-blu di entrare negli spogliatoi per il riposo con un vantaggio. Attenzione, Maremmani dietro porta, si ferma Maremmani, non vede la corrente Casas, Maremmani all'indietro, poi sfera che scappa lontana. Siamo ai 3 secondi, c'è la punizione per i 45 sfumati. Concediamo dunque gli ultimi 10 secondi al Valdagno. La punizione al vertice basso alla sinistra del portiere e capitano Riccardo Gnata. Pronta la battuta, Ciocale in possesso di sfera, cerca e trova il tiro dalla lunghissima distanza di Mattia Cocco quando manca oramai il nulla. Il fischio dell'arbitro sancisce che il Forte dei Marmi va a riposo sul risultato di 1-0, 1-0 a mio avviso meritato
palo di Luzzi al quarto minuto, al 18esimo un palo di Casas che grida vendetta al cospetto di Dio su passaggio veramente bellissimo di Pedro Gil e De Oro, 2 minuti di espulsione che comunque sono passati, dunque si riprenderà il secondo tempo con le squadre a pieno regime. Il Forte dei Marmi trova il vantaggio su rigore con il Luzzi. Giulio, l'ultima parola di questo primo tempo. Sì, diciamo che appunto che, come hai detto giustamente te, il vantaggio appare meritato soprattutto per i minuti finali in cui il Forte dei Marmi ha creato veramente tante occasioni. Nella prima parte della prima frazione il Forte dei Marmi aveva tenuto più in difficoltà, cioè aveva premuto di più, diciamo così, però il Valdagno si era difeso abbastanza con ordine. Diciamo che rispetto alle precedenti partite una buona difesa del Forte dei Marmi che ha concesso poco, e stasera per il momento almeno ha lavorato anche abbastanza meno Riccardo Ognata. Vedremo come andrà il secondo tempo. Certo è che come sempre nell'hockey quando c'è un gol di scarto tutto è ancora da giocare. Senza ombra di dubbio, dunque 1-0 rossoblu, gol di Luzzi su rigore. A questo punto io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento, l'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica. Vi lascio ovviamente per qualche minuto il tempo di prendere un po' di fiato, a risentirci per la ripresa.
Bene, torniamo in diretta qua dal palo hockey di Forte dei Marmi. Riccardo Ognata fra i pali, Gil, Illuzzi, Rubio e Cinquini, dall'altra parte Sgaria. Poi abbiamo con una vistosa benda Ciocale, se non vado errato, sì, Piroli, De Oro e Mattia Cocco, dunque la formazione con cui ha iniziato il primo tempo, mentre dall'altra parte c'è la novità Gil al posto di Festa rispetto al quintetto d'inizio. E adesso, Giulio, ovviamente su questo vantaggio noi dobbiamo allargare, perché, o quantomeno insomma cercare di far allargare loro per allargare il risultato. Sì, insomma, si dice sempre, no, che l'1-0 nell'hockey è un po' come lo 0-0. È chiaro che se la partita finisce con quel risultato, no, però non è certamente un risultato da poter gestire. Cioè l'hockey non è uno sport dove si può gestire un gol e nemmeno due, come si è visto, per esempio, proprio Forte dei Marmi può testimoniare nella partita di Sandrigo di sabato scorso. Quindi è evidente che un gol di vantaggio non è assolutamente un viatico per un secondo tempo tranquillo, e quindi sta al Forte dei Marmi continuare a interpretare la partita così come l'ha interpretata bene o male nel primo tempo, cercando di essere anche più insidioso e più costruttivo sotto porta. Intanto è Gil in possesso di pallina, fa partire un tiro nonostante la deviazione, c'è però la buona parata del portiere. Attenzione, Ciocale in possesso di sfera, cerca un alza e schiaccia improbabile da posizione defilata, finisce fuori dallo specchio della porta, recupera la sfera il Forte dei Marmi che imposta l'azione d'attacco con Illuzzi, da questi a Rubio per Cinquini, da Cinquini a Illuzzi, attaccato Ciocale alla meglio, porta via sfera, serve De Oro, rimbalzo maligno della sfera che comunque raggiunge Piroli, è lui dietro la porta di Riccardo Ognata, ancora per la fase difensiva di Cinquini che gli impedisce il tiro, ma la sfera è ancora per i bianco-azzurri. Piroli costretto a tornare sui propri passi, cede sfera all'indietro per il capitano Mattia Cocco, questi a Piroli. I due stasera rappresentano l'esperienza di questa squadra, visto la mancanza di Davide Motaran ancora in panchina con la tuta addosso. Difficilmente lo vedremo. Intanto la sfera rilanciata subito per Illuzzi, ma attenzione, dall'altra parte è il Valdagno che può venire in avanti, ci mette una pezza il portiere Riccardo Ognata. Bisogna fare attenzione a questi svarioni perché il Valdagno diventa decisamente pericoloso. Ancora Rubio e Illuzzi, Rubio, cerchio di centropista per lo spagnolo, e questi è Illuzzi, Cinquini per Pedro Gil, si allarga Gil, serve Illuzzi in area, il tiro, la parata del portiere Sgaria, e dunque ancora un'occasione per il rosso-blu, ma la sfera è per i biancazzurri che tornano in avanti. I vicentini alla manovra con Cocco attaccato, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, trova un compagno libero in Ciocale che gli ritorna a sfera nel cerchio di centropista, fascia sinistra per De Oro, si allarga De Oro, ancora Mattia Cocco, da questi a Ciocale, cerca la percussione da destra, poi il tiro, non c'è deviazione, la sfera è parata da Riccardo Ognata ma torna lentamente sulla stecca dei biancocelesti. In profondità Ciocale in possesso di sfera, buon momento per la formazione di Diego Mir, adesso finisce a terra e c'è il fallo dei rossoblù, dice l'arbitro. Finito a terra Illuzzi, l'arbitro però vede un fallo di rossoblù, la punizione in favore del Valdagno. Vertice passa alla destra di Riccardo Ognata, De Oro in possesso di pallina, poi l'anticipo di Cinquini, Gil che smatassa una situazione non proprio tranquilla, porta avanti sfera Pedro Gil, allarga in faccia destra per Cinquini, da questa è Illuzzi chiama i suoi allo schema, palla dietro porta per Rubio che cerca un compagno, lo trova nell'arretratissimo Cinquini che prova a caricare il tiro, murato però dall'avversario, ma in seconda battuta è Rubio in possesso di sfera. Torna in avanti Rubio al limite dell'area, intanto calpestato il nostro Pedro Gil, la pallina è ancora per il Forte dei Marmi, per Illuzzi, da questi a Gil, accelerazione di Pedro al centro, la sfera rimane lì, la tocca il portiere ma è De Oro che può tornare in avanti.
ritarda il momento del tiro il nostro Pedro Gil. Ancora Pedro un possesso di sfera dopo l'intervento difensivo di Luzzi. Pedro dall'altra parte, il Luzzi ancora cerca e trova Cinquini per Rubio, Rubio per Cinquini ancora, per Pedro attaccato, resiste alla carica, mantiene il possesso di sfera, appoggia sui Luzzi, percussione di Luzzi, supera un avversario, va alla conclusione, passa al lato, poi Cocco, ma è ancora Pedro Gil fra due avversari, sfera all'indietro, Forte dei Marmi che può riconquistarla, 15 secondi per andare alla conclusione, ancora Cinquini in possesso di pallina, finta il tiro, serve il Luzzi, a 5 secondi il passaggio per Gil che ci prova di prima intenzione, ma è molto ben piazzato il portiere e dunque niente di fatto. Piroli in possesso di sfera, ritarda l'azione per il controllo di Luzzi, ancora De Oro, intanto se ne sono andati 4 primi e 30 del secondo tempo, la sfera attenzione che è ancora per i nostri avversari, poi in una qualche maniera ancora il Valdagno a controllare, Gil porta via sfera, molto bene, vola in avanti Pedro Gil, si ferma, finta il tiro, la piazza là dove non ci arriva nessuno, 2-0 straordinario, 2 volte la finta, poi quando ha messo a sedere tutti gli avversari la mette alle spalle del portiere, il 2-0 di Gil quando sono passati 4 primi e 53, queste sono le sue reti. Eh sì, proprio queste qui sono le sue, perché ha la capacità di mettere a sedere, come detto giustamente tutti, che sembra una stupidaggine ma in realtà riesce a pochissime persone, e poi andare a piazzare la pallina neanche nel modo più facile ma proprio sotto la traversa. Fra l'altro prima era stato cinturato, proprio abbracciato in un impeto affettivo da Mattia Cocco, mentre subito dopo in un'azione in area c'era stata una vistosissima trattenuta ai danni di Cinquini ad opera di Piroli. Cinquini si è divincolato anche in maniera abbastanza decisa, fortunatamente per lui gli arbitri non l'hanno visto, anche però c'era prima il fallo e adesso c'è una botta al naso, mi pare, alla gola per il Luzzi, speriamo non sia niente di grave. Vicino a lui c'è l'avversario, ma sembra del tutto fortuito in questo caso. Comunque c'è stato qualche scambio, come dicevo prima del raddoppio di Gil, di cortesie per così dire nella zona offensiva del Forte dei Marmi. Sì, un contatto del tutto fortuito che però lascia a terra il Luzzi, l'arbitro ferma il gioco, la sfera era per i biancazzurri che ne tornano ovviamente in possesso. Praticamente siamo 2 metri dietro il tiro diretto, il tiro di Ciocale è però fermato da Pedro Gil che riporta davanti sfera, ancora Pedro, ancora lui cerca un compagno, appoggia per il Luzzi, da questi a Cinquini, lo scarico su Rubio, ancora per Cinquini, gira sfera per linea esterna, adesso il Forte dei Marmi cerca di far aprire la difesa dei bianco-azzurri. Ancora ci prova il Luzzi sul primo palo, la tocca al portiere, dunque il Forte Marmi avrà ancora 45 secondi. Il Luzzi, poi Gil come un treno porta via pallina a tutti, grazie all'aiuto di Luzzi riesce a tornare in possesso di sfera per il Luzzi, la deviazione, ma l'arbitro dice che è stata di Luzzi stesso, dunque la punizione in favore dei bianco-azzurri. Quando mancano 18:46, 2-0 risultato, gol di Luzzi nel primo tempo su rigore al 23:31, a 4:53 intanto dentro Casas, fuori Pedro Gil. Dunque il primo cambio di questa ripresa, ancora per Ciocale, serve per Piroli, il tiro smorzato, sfera che rimane lì, se la porta via Casas fra due avversari. Poi la recupera in fase difensiva, rimposta l'azione d'attacco con una sfera lunghissima per Cinquini che supera la guardia di De Oro, poi all'angolo 2 su di lui, portano via sfera, attenzione che il Valdagno torna in avanti, tentativo di tiro sporcato, sfera che rimane in area di rigore, poi Ciocale cicca il tiro, un tempo quello sarebbe stato un fallo. Ora non so che cosa prevede il regolamento, ma di fatto pericolosissima la sventagliata con la stecca senza colpire la pallina. La sfera al centro per Rubio,
però il rimpallo consente al Valdagno di tornare in avanti. Giocare per De Oro, il tiro di De Oro, grande risposta di Riccardo Ognata e siamo con la sfera al centro, rimane in area di rigore, poi ci prova De Oro, succede di tutto, l'arbitro dice che si può proseguire. Con calma Rubio, momento un po' confusionario della gara, si tira da una parte e dall'altra, non è interesse del rossoblu secondo me gestire la partita in questa maniera. Giulio? Infatti no, assolutamente, perché il vantaggio per 2-0 si deve gestire, non si deve certamente andare all'attacco, e il Valdagno fa bene perché si butta in avanti e cerca di anche far scoprire il Forte dei Marmi, però sta alla squadra di Orlandi ragionare e cercare magari anche di rallentare qualche volta un po' l'azione, ma di andare in avanti con azioni ragionate. Fra l'altro questa sera mi pare che comunque sia l'aspetto difensivo, con a parte il solito Rubio che è praticamente un metronomo, lui non sbaglia credo una partita non so da quanti anni, ma anche Cinquini sta facendo una grande prestazione a livello di interdizione. Il Luzzi lo stiamo vedendo a livello di ispirazione decisamente cresciuto, quindi è una buona partita del Forte dei Marmi, che però deve evitare errori che nell'hockey poi costano carissimi, anche se poi apparentemente uno gioca meglio. E c'è un altro fallo fischiato al Forte dei Marmi, è l'ottavo fallo. È l'ottavo fallo, ma questa volta Rubio aveva preso pienamente la sfera e portandola via all'avversario, l'arbitro non era di questo avviso. 8 falli per il rossoblu, a quota 5 il Valdagno, chiesta la distanza, battuta in questo momento. De Oro in possesso di sfera per Mir ancora, va alla conclusione che inganna Riccardo Ognata, sfortunato il portiere, un rimbalzo proprio davanti alla sua stecca, infila in area, importa la sfera, dunque Mir che accorcia con un tiro che non sembrava pericolosissimo, ma rimbalzo maligno. Sì, onestamente non so se il rimbalzo è dovuto alla pista oppure ha toccato qualche giocatore, perché è stato molto veloce, però indubbiamente il Valdagno, a dimostrazione di quello che abbiamo detto fino ad ora, è chiaro che è ancora di più in partita adesso il 2-1, e vediamo, perché poi il Forte dei Marmi spesso e volentieri quando subisce le reti magari le accusa anche dal punto di vista psicologico come contraccolpo. Vediamo un pochino. Chiaro che il Valdagno ha provato a accelerare il ritmo e anche magari a metterla in certi momenti più sul caotico in avanti, per cercare appunto di creare scompensi, e adesso è riuscito a segnare con fra l'altro delle occasioni meno nitide, diciamo così. E vediamo adesso come reagirà il Forte dei Marmi. È entrato Maremmani nelle file rossoblu. Intanto Maremmani per il Luzzi, dunque turno di riposo a Domenico, ancora pochi secondi di time out, suona la sirena, si riprende a giocare. 8 falli per il rossoblu, a quota 5 il Valdagno quando mancano 16 e 19, dunque Mir accorcia per i suoi, sfera all'indietro, è il Forte dei Marmi con Maremmani per Casas, per Maremmani ancora, da questi a Cinquini. Grande gara di Cinquini questa sera, fase difensiva molto importante, un paio di occasioni per il tiro. Ancora la sfera per Casas, percussione di Casas, il tiro, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, ma c'è la deviazione di un biancazzurro, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. Quando mancano 15,50 alla fine, 2-1 il risultato. 8 falli rossoblu, a quota 5 il Valdagno. Rubio per Maremmani, ancora per Rubio, dall'altra parte Cinquini, Casas, sfera all'indietro, Rubio, tentativo per Cinquini che ci prova sotto gamba ma non riesce. Attenzione che Mir riconquista sfera per i suoi, da questi a Cocco, capitano vicentino porta avanti sfera sulla fascia destra, dietro porta per De Oro, De Oro al centro, ma c'è Maremmani che fa, scusate, Casas che fa buona guardia, porta avanti sfera, serve Rubio, poi c'è il fallo in attacco fischiato a Cinquini, immagino, è il 9° fallo, dunque a rischio 10° fallo con un solo gol di vantaggio il rossoblu.
a quota 5 il Valdagno. Battuta in questo momento per De Oro per Clodelli, subentrato a Ciocale, da questi a Cocco. 14,57 alla fine, risultato di 2-1. Cocco in possesso di sfera, ancora per De Oro, cerca di andarsene, il tiro di De Oro è altissimo ma l'arbitro dice che si può proseguire. Poi Casas recupera la sfera per i suoi, la appoggia su Maremmani, Maremmani gliela ritorna cambiando fascia, in sinistra adesso è Casas in possesso di pallina. Casas per Maremmani in area, ci prova, viene controllato in una qualche maniera. Poi è Cocco a uscire con la sfera sulla stecca, da questi a De Oro, ancora Clodelli, De Oro per Cocco, mantiene il possesso di sfera, esce dalla zona buia. De Oro, tentativo di De Oro al centro ma c'è la buona difesa rossoblù, e poi è Rubio che murato non può andare alla conclusione, da questi a Maremmani, scusate, Maremmani per Rubio ancora, torna a manovrare la GDS Impianti, si difende la formazione del Valdagno, ancora Rubio in possesso di sfera, fascia destra, si accentra, poi serve Casas, accelerazione di Casas, l'appoggio per Cinquini che va alla conclusione ma è fermata. Dunque riprende a giocare il Valdagno, si difende il Forte dei Marmi. De Oro intanto finisce a terra Mir e l'arbitro assegna il fallo a carico del Valdagno. Sesto fallo, a quota 9 il Forte dei Marmi. Vediamo che c'è da rettificare la posizione, intanto si prepara Festa, rientro in pista. È Rubio che entra in possesso di sfera, porta in avanti pallina Rubio, fascia destra per lui. Poi dietro porta, controllato da Mir, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, la dà dietro per Maremmani, Maremmani per Casas che non riesce a girarsi per l'intervento dell'avversario, poi la sfera, attenzione che c'è De Oro a tu per tu con Riccardo Agnata, bravo, fra Cinquini e Agnata riescono a far allargare De Oro, a non consentirgli un tiro pulito. Siamo adesso dall'altra parte con il 10° fallo rosso-blu, fallo in attacco di Maremmani, il 10° fallo quando mancano 12,44, dunque praticamente a metà del secondo tempo. C'è la possibilità per il Valdagno ma c'è prima niente da posizionare sfera, è praticamente un time out quello che stiamo assistendo, non si capisce mai, cioè comunque se non vado errato è Ciocale che si prende la sfera, se la porta sul dischetto, dunque la possibilità per il Valdagno di pareggiare. Sì, sarebbe ancora una volta 2 gol rimontati, vediamo se Agnata riesce a neutralizzare. E io ho alcune perplessità su vari falli che abbiamo visto assegnare e altri che non sono stati assegnati. Parte intanto Ciocale, cerca l'alza e schiaccia, poi Agnata gli dice di no, grande Riccardo, poi arriva Casas come un treno che sventa il pericolo e riporta avanti, dunque è uscito lo spettro del 10° fallo. Adesso è Rubio per Casas, da questi a Cinquini, Maremmani per Rubio, il tiro di Rubio murato dall'avversario, ancora in possesso di sfera dall'altra parte per Casas, per Rubio, da questi a Maremmani. Maremmani ancora in fascia destra, siamo ai limiti dei 45 secondi, il passaggio praticamente al centro, c'è la trattenuta, dice, si lamenta Casas, attenzione, Ciocale in possesso di sfera, attaccato da Cinquini che ha la meglio in maniera molto pulita, poi in orizzontale per Maremmani che può riportare in avanti i suoi,
Intanto pronto Festa al cancello, Casas per Rubio, Cinquini, Rubio ancora, chiede di allargare ai suoi, Casas in area, ci prova, finisce a terra, l'arbitro dice che si può proseguire, poi c'è il fallo di Casas che tocca la palla da terra, dunque quando mancano 11:22 il time out chiesto da Alberto Orlandi, e vediamo quelli che saranno i correttivi: fuori Cinquini e dentro Festa, dunque un po' più peso in attacco per quanto riguarda questa seconda fase del secondo tempo, sul risultato di 2-1 in favore dei rossoblù. Sì, è una partita ancora tutta da decidere, perché comunque il risultato è, come avete visto, cioè quasi in perfetto equilibrio, diciamo un po' in equilibrio, perché comunque l'abbiamo già detto fino alla noia che un gol nell'hockey non conta praticamente nulla a meno che non sia a tempo scaduto, e il Valdagno è chiaro che dopo la rete, nonostante il tiro diretto sbagliato che può avere un pochino rallentato, però comunque dimostra logicamente di continuare a crederci, anche perché poi comunque non dimentichiamolo, al di là dei soli 3 punti, questa è una squadra che insomma non dovrebbe avere grossi problemi a entrare nei playoff, quindi è una squadra che poi anche in sede appunto di playoff, quindi con le partite al meglio delle 2 su 3 nel primo turno, è chiaro che potrebbe essere molto insidiosa, perché ha dei giocatori appunto come Ciocale, come lo stesso Gonzalez, che stasera non è che abbia giocato molto e abbia brillato, però è un giocatore che sicuramente può fare molto male in certi momenti. Poi è chiaro che dover fare a meno di un elemento come Motaran costringe l'assetto difensivo di Mira a non poche differenze. Intanto riparte il Valdagno, 11 minuti da giocare, perciò un tempo infinito, con la sfera però riconquistata dal Forte dei Marmi con Casas, da questi a Festa che cede nuovamente sfera a Casas per Rubio. Vediamo quelli che saranno i correttivi portati dal punto di vista tattico da Alberto Orlandi ai suoi, e ovviamente lo stesso si può dire di Mir. Rubio adesso esce dalla zona buia, fascia destra per lui, sfera all'indietro, Maremmani, si allarga Maremmani, poi il tentativo di Maremmani non riesce, l'intervento di Ciocale che riporta avanti i suoi, attenzione Ciocale, il tiro, Gnata dritto per dritto, va a dirgli di no, la sfera in profondità per Giacomo Maremmani, 2 su di lui, Maremmani deve uscire dall'angolo, ci riesce in un primo momento, poi anche con un po' di fortuna riesce comunque a mantenere il possesso della sfera, ad impostare l'azione su Festa. Al centro però c'è l'intervento del portiere, dunque il Forte dei Marmi ha ancora i 45 secondi a disposizione. Maremmani, sfera all'indietro, Rubio in possesso di pallina, intanto c'è Gil che si prepara al rientro. Adesso Rubio ci prova, una fiammata mostruosa, ma la sfera è per il Valdagno che torna avanti con Mir, tiro di Mir, la parata di Riccardo Gnata con Maremmani, da questi a Rubio, supera l'avversario, Rubio la mette al centro, non arriva alla conclusione il nostro Casas, possesso di sfera per lui, per Rubio ancora, fascia destra per Rubio, per Festa, ancora Festa, il più arretrato, esce dalla zona buia, cerca e trova Maremmani, Maremmani ci prova e trova il gol! Giacomo Maremmani tira dalla media distanza dopo essersi liberato dall'avversario e fa 3-1 quando mancano 9:19. Dunque 15:41, Maremmani porta nuovamente a +2 il Forte dei Marmi con una bella bomba sotto la traversa. E devo dire onestamente che la merita Maremmani, perché in varie circostanze è andato vicinissimo alla rete, anche in altre partite ha colpito pali, traverse e ha raccolto sicuramente molto meno di quanto avrebbe meritato, quindi un gol meritatissimo e molto bello, perché se l'avesse tirata Pedro Gil avremmo detto ecco il classico gol di Gil sotto la traversa. Anche Maremmani sa fare dei grandi gol sotto la traversa come in questa circostanza, è un gol molto importante perché in questo frangente ritrovare i 2 gol di vantaggio potrebbe, non diciamo dare la svolta alla partita, ma sicuramente far stare un po' più tranquilla la squadra di
Orlandi, che peraltro non deve ovviamente concedere nulla, perché comunque è sempre una partita molto incerta, 9 minuti sono tanti, e oltretutto il Valdagno ha dimostrato già in varie circostanze, anche sul 2-1, di crederci nella possibilità di riagganciare il risultato. E del resto insomma, la storia dell'hockey è piena di partite cambiate per quanto riguarda il risultato anche negli ultimissimi secondi, e non solo con una sola rete. Tra l'altro proprio il Valdagno ne sa qualcosa con il Forte dei Marmi non molti anni fa nei playoff. Intanto dunque la punizione in favore del Valdagno, che adesso è in pista con Mir, Ciocale, De Oro e Clodelli. Dobbiamo aspettare che rientri fra i pali il portiere, mentre il Forte dei Marmi risponde con Festa, Casas, Maremani, autore della rete, l'ultima rete. Intanto è ancora comunque pericoloso il Valdagno, la stecca di Clodelli è altissima, l'arbitro dice che si può proseguire, non c'è pericolo. Ciocale attaccato da Casas, lottano i due, alla meglio Ciocale, ci mette il fisico, la sfera all'indietro, poi Festa provvidenziale a smorzare la trama offensiva, ma è ancora il tiro, poi il Forte dei Marmi deve difendersi. Attacco furioso, adesso Rubio che allontana la sfera, De Oro per i suoi, porta avanti in pallina, finta il tiro, serve giocare ancora per De Oro, la sfera finisce lontana, riesce comunque a evitare il fallo di 5 secondi De Oro. Mir in possesso di pallina per Ciocale, tentativo di tiro, la deviazione, e poi è Maremani il più veloce ad andare a recuperare sfera, attaccato da Clodelli, resiste la carica, da questi a Rubio che porta nuovamente avanti i suoi. Intanto si sta preparando il Luzzi all'ingresso, ci prova Rubio sul primo palo, mantiene il possesso di sfera, la cede all'indietro per Festa, dall'altra parte Maremani per Rubio, ancora Casas, buona prestazione per lui, manca la rete ma sicuramente molto più tonico che non nelle gare precedenti. Casas ancora per Maremani, deve aspettare il piazzamento dei compagni, poi se la va a lottare con Ciocale, alla meglio l'argentino. Attenzione dall'altra parte De Oro, il tiro di De Oro murato da Casas, poi la trattenuta sulla stecca, e lì c'era forse anche ben più di una punizione. Ci prova adesso comunque di rabbia Casas, l'arbitro dice che si può proseguire. Il missile, il palo pieno col portiere a terra, e poi il fallo fischiato a Casas, è l'11° fallo per il rosso-blu. Palo pieno di Rubio, veramente qui il portiere era battutissimo, Giulio. Sì, era dall'altra parte, e vorrei sottolineare che Casas è arrabbiatissimo e glielo fa ancora vedere che è stato trattenuto. Lì era un contropiede nitido, che con quella trattenuta Casas non è riuscito a partire con la pallina, l'ha inseguita ma non era più in condizione di portarla avanti. Sono errori abbastanza pesanti questi qui, e insomma bisognerebbe cercare di evitarli a certi livelli. Senza ombra di dubbio. Intanto Mir in possesso di pallina, cerca un compagno, lo trova in Gonzales per De Oro, Clodelli, ancora De Oro, poi c'è il fallo netto sull'uomo questa volta di Gonzales su Casas. L'arbitro assegna il fallo di squadra, ma questo veramente era un blu diretto perché è stato decisamente sull'uomo. Il time out è chiesto, tanto l'arbitro assegna il time out, credo chiesto da Mir, non sono riuscito a capire. Di fatto 3-1 il risultato, 11 falli rossoblu, a quota 7 il Valdagno. Giulio, insomma bisogna mantenere comunque la calma perché adesso la sta mettendo giù un po' dura. Sì, anche perché insomma è chiaro che il Valdagno in qualche maniera sta cercando di ritornare a galla, no? E evidentemente cerca anche di
magari trovare il momento di nervosismo del Forte dei Marmi, però gli arbitri ci sarebbero apposta, quindi cioè io già continuo a non capire come dei blocchi che si vede ne venga fischiato sistematicamente 1 su 10, e non è la prima partita che lo dico, però evidentemente non sono così netti, probabilmente da qua su è più facile vederli che non dalla pista, però sono dei falli che non sono, per carità non è il classico, no, atterramento in area spettacolare, però nell'arco della partita sono falli che pesano questi qui, sono falli tattici che disturbano parecchio, soprattutto le squadre che magari hanno la capacità di sviluppare la manovra con una certa velocità, con questi blocchi, con queste trattenute anche, perché se ne è vista già più di una. Dicevo, oltre a quella di casa c'è stata prima quella di Cinquini, insomma alla fine poi del bilancio complessivo insomma possono anche pesare. Comunque il Forte dei Marmi ovviamente deve dal suo punto di vista cercare di gestire con la testa questi minuti che mancano, che non saranno comunque, come si è visto, facili. 6:30 alla fine con il Luzzi Maremmani Casas Festa, dall'altra parte Gonzales, Mir, Clodelli e De Oro. Il tiro adesso di Luzzi doveva raggiungere Festa, si scusa con il compagno, ma di fatto portano avanti, pallina per De Oro che la mette dall'altra parte dove c'è Gonzales che non fallisce l'appuntamento e riapre il tutto, semmai era stato chiuso. 3-2 il risultato, Gonzales accorcia per i suoi quando mancano 6:10. Dunque l'errore è costato caro al Forte dei Marmi, l'errore di impostazione, grande filtrante di De Oro che ha conquistato sfera e è andata a colpire, l'abbiamo appena detto Giulio, che sono pericolosissimi. È Casas che torna in avanti per il Luzzi, per Maremmani per Casas ancora, da questi è il Luzzi, cambia su Casas, l'appoggio è per Maremmani, per Casas ancora, il tiro di Casas, parata col guantone, poi Mir non aggancia sfera, Maremmani non riesce a intercettarla, perciò Mir con calma può rimpostare l'azione. Intanto si lotta a centropista, questa volta al fisico ce lo mette il Luzzi, ma gli costa un fallo di squadra anche se non è stato fischiato. Abbiamo visto il cenno dell'arbitro, 12 falli per il rossoblu, con il Luzzi all'indietro per Maremmani, da questi a Casas ancora, Maremmani che supera Clodelli, si allarga in fascia destra, la mette al centro, Festa attaccato da due avversari, alla meglio Gonzales, autore dell'ultima rete per i biancazzurri. Gonzales se ne va in fascia destra, poi si accentra e poi attenzione perché succede un po' di tutto, ma la sfera è recuperata dal Forte dei Marmi, occasionissima per il Valdagno, e poi il tiro adesso di Casas è deviato fuori dallo specchio della porta e fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore del Forte dei Marmi, ma stiamo facendo un po' troppa confusione. Intanto torna in pista Pedro Gil e Maremmani a cedergli il posto. Giulio. Sì, è un momento difficile per il Forte dei Marmi, chiaramente il Valdagno con la rete segnata ha avuto ancora di più un aiuto psicologico non indifferente, e a questo punto ci crede ancora di più, come è logico che sia. Si pensa che il Montebello sabato scorso ha rimontato 2 reti quando mancava meno di 2 minuti, anzi poco più di 2 minuti alla fine, quindi qui siamo ancora al doppio, figuriamoci, no? Però è chiaro che il Forte dei Marmi, cioè, è una squadra un po' strana, no? Questo Forte dei Marmi, nel senso che ha anche degli ottimi difensori, però riesce sempre a commettere delle ingenuità difensive che devono ovviamente essere evitate se si hanno degli obiettivi di un certo livello. Intanto Casas serve il Luzzi, però c'è una palla alta. Palla alta, decide l'arbitro, attenzione, De Oro la mette sul palo lontano, la sfera rimane lì, carambola, colpisce al volto Festa sulla respinta del portiere, la sfera finisce sul volto di Festa che crolla a terra, vediamo, insomma è tutt'altro che piacevole, sperando che non sia niente di grave. Di fatto l'arbitro richiama subito i sanitari in pista e c'è anche qualche secondo per respirare, soprattutto per cercare di... Tanto si prepara il Rubio al rientro, perché con l'ingresso dei sanitari si è costretti ad uscire.
Festa si rialza, esce con le proprie gambe, perciò niente di grave, almeno ci auguriamo. Di fatto torna in panchina, vediamo il ghiaccio del massaggiatore per lui, il medico vicino a lui. Tutto pronto, la battuta Casas. Il ragazzo ci ha provato in ogni maniera, ha un bisogno straordinario di andare a segno. Veramente ancora la sfera in profondità per Gil, in anticipo su tutti. Dall'altra parte per Casas, si allarga Casas, cede per Rubio, finisce a terra Gil, si rialza, non c'è fallo, dice l'arbitro. Ancora il Luzzi dall'altra parte per Rubio. 3:34 alla fine, 3-2 il risultato. Rubio per Gil, cerca un compagno, lo trova in Casas. Casas all'indietro, Gil ancora, il tiro dalla lunghissima distanza, murato dal portiere, poi la sfera, eravamo ai limiti dei 45 secondi, perciò la lascia sfumare Pedro Gil. La punizione in favore del Valdagno quando mancano 3:15. 12 falli rossoblu a quota 7 il Valdagno, con Mir in possesso di sfera. Da questi a Gonzales, dietro porta, cerca il filtrante al centro che riesce solo in un primo momento, poi la sfera finisce fuori il rettangolo di gioco. L'arbitro dice che c'è la deviazione di Gil. La punizione in favore dunque del Valdagno quando mancano 3 minuti e 03, dunque sono 183 secondi a separare il Forte dei Marmi dal fischio finale dell'arbitro, con un solo gol di vantaggio in una gara che a tratti il Forte dei Marmi ha anche dominato e dove ha meritato anche il vantaggio. In altri tratti un po' più confusionale la squadra di Alberto Orlandi, al cospetto comunque, ricordiamo, di una squadra che insomma è stata costruita per giocarsela in tutte le gare. Gonzales per Mir che cerca di andarsene, è rientrato intanto Mattia Cocco in pista, poi Casas viene agganciato nettamente, e questa volta mi pare che ci sia il cartellino blu per Mir, con la conseguente punizione di prima quando mancano 2:53. Punizione di prima, il fallo su Casas e la prima affidata a Casas. Aggancio netto del giovane attaccante biancazzurro. La punizione in favore del Forte dei Marmi, vediamo se Casas riuscirà a trasformarla. Il tiro no, è la parata, ancora Casas in possesso di sfera, niente da fare, parata del portiere. Poi c'è il fallo di Casas e adesso il Forte dei Marmi può giocare questi 2 minuti in superiorità numerica. Bisogna fare molta attenzione ovviamente a non sbilanciarsi per andare a cercare la sfera. Del resto siamo in vantaggio, la sfera devono trovarla loro, soprattutto serve grande collaborazione. La sfera recuperata da Rubio che si ferma, appoggia per Pedro Gil, da questi a Illuzzi, per Rubio ancora Illuzzi, ancora Rubio per il numero 10 Illuzzi, ancora per Rubio, per Gil, Rubio ancora, Gil al centro per Illuzzi che fa doppietta personale su invito straordinario di Pedro Gil. Dunque si torna a +2 con la più classica delle giocate in superiorità numerica, sbilanciata la squadra da una parte, passaggio dall'altra, ed è Illuzzi che a 2 minuti dalla fine porta nuovamente a +2 il Forte dei Marmi. E ovviamente il Forte dei Marmi che adesso deve fare attenzione a non rilassarsi troppo, perché c'è ancora il tempo per tutto e il contrario di tutti. Rubio con calma intercetta, serve Casas fra 2 avversari, pressing altissimo, Casas poi
non se la sente di rischiare la sparata lontana e dunque a 1 minuto e 29 concede sfera agli avversari, doppio vantaggio rosso-blu. Attenzione De Oro, tentativo, la sfera recuperata da Casas che se ne va da solo, si ferma, cede per Gil, esce dalla zona buia Gil, aspetta il piazzamento dei compagni. 67 secondi alla fine, 29 nei tempi dei rossoblu, con Casas in possesso di pallina da dare indietro per Rubio. In seconda battuta è Luzzi, e Luzzi poi anche lui non se la sente di spararla in avanti, la mette dietro la propria porta e c'è la punizione in favore del Valdagno quando mancano 59 secondi. Questi due sinceramente non mi sono piaciuti più di tanto. C'è adesso il fallo in favore del rosso-blu, bisogna rettificare. Non mi sono piaciute molto queste due perdite di sfera, devo dire la verità. No, anche perché insomma è un momento, 2 gol di vantaggio in 48 secondi, insomma non sono facili da farsi rimontare, però è chiaro che non si deve sbagliare in questi momenti, insomma, regalare la pallina per i 5 secondi è veramente abbastanza strano, ecco. Comunque riparte ancora, c'è il giocatore del Valdagno che cerca di liberarsi e c'è il gol. Ancora Gonzales con un tiro sporchissimo, non colpisce la sfera, la sfiora, quel tanto che basta però per riaprire il tutto quando mancano 43 secondi. Dunque 33 secondi, dunque il Forte dei Marmi, volendo e riuscendoci, potrebbe anche arrivare alla fine, ma io la terrei dalle parti del portiere avversario. Intanto c'è la spintonata e l'ottavo fallo a carico del Valdagno. Recuperiamo qualche secondo, ma ce la soffiamo fino in fondo, quella che sembrava una gara a tratti anche dominata dai rossoblu, ma che poi nel punteggio, per qualche svista e anche per qualche giocata sbagliata, il Forte dei Marmi non è riuscito a gestire. Adesso a 17 secondi ancora Gonzales che porta l'insidia. Attenzione, ancora il Valdagno, sfera al centro, non arriva l'appuntamento Mattia Cocco, Gil la mette in profondità e finisce 4-3 alla fine di una grande sofferenza. Comunque apre le marcature al 23esimo del primo tempo su rigore il Luzzi. Poi nel secondo tempo al quarto il raddoppio di Gil e in quei 5-6 minuti del secondo tempo il Forte Marmi sembra dominare, ma un tiro, una carambola consente a Mir di accorciare il risultato. 10° fallo, il tiro di Ciocale è parato da Riccardo Gnata, Maremani fa 3-1, ancora un buon momento del rossoblu, ma arriva il gol di Gonzales, un bel gol su assist di De Oro. Poi il blu a Mir, il tiro diretto di Casas è parato. Il Luzzi quando mancano 2 minuti li porta a +2, sembra fatta, ma a 33 secondi Gonzales riapre tutto. Ce le soffiamo tutte fino in fondo. Abbiamo visto un netto miglioramento, forse meno lavoro per Riccardo Gnamata, ma di fatto ancora sofferenza infinita fino all'ultimo secondo, Giulio. Sì, bisogna che, certo, ecco, diciamo che i 3 punti sono importanti e può darsi che proprio questi 3 punti diano la scossa, perché è certo che questa squadra, il Forte dei Marmi, ha un potenziale che non sta esprimendo, soprattutto per quanto riguarda poi la fase difensiva, cioè ha dei momenti di appannamento che non dovrebbero essere non dovrebbero avvenire con giocatori dell'esperienza di quelli che ha il Forte dei Marmi, quindi può darsi che sia anche una questione, ripeto, di sbloccarsi, vedremo. È il discorso anche un po' di Casas, no? Che è un po' l'emblema di questa squadra che
pur dandosi da fare, pur andandoci vicino, non riesce a segnare. Ecco, vediamo se questa volta con i 3 punti, la prima vittoria interna della stagione del Forte dei Marmi, dalla prossima partita, che non dimentichiamolo sarà fra una settimana sulla pista tutt'altro che facile di Sarzana, la squadra avrà un altro atteggiamento in pista, perché poi alla fine di tutto è quello lì che conta, perché era una partita in cui il Forte dei Marmi poteva anche soffrire meno per come si era messa specialmente nel secondo tempo, e invece se l'è complicata un po' parecchio la vita. Comunque i 3 punti sono la cosa più importante per quanto riguarda la formazione rossoblù. Il Valdagno, nonostante l'assenza di Motarana, ha fatto una buona partita e continuiamo così. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnelleri per il commento. Vediamo a centropista ancora una targa per Davide Motarana, indimenticato capitano, mio capitano, da parte del presidente Piero Tosi. L'abbraccio fra i due a suggellare il saluto di tutto il palazzetto a Capitan Motaran. Dunque, da parte di Fabrizio Ercolini, il grazie all'amico Giulio Arnolieri, lo lascia al suo pezzo per la redazione sportiva della Gazzella. Dicevo, ho fatto un po' di confusione, l'appuntamento della Gazzella, ma lo lascio al pezzo per la Nazione, redazione sportiva della Versilia. Perdonatemi, all'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, da parte di Fabrizio Ercolini è tutto. L'appuntamento ormai sappiamo dov'è, a risentirci alla prossima, che sarà oramai alla vigilia di Natale o là nei pressi all'inizio del coso, perché delle feste natalizie, perché adesso, come sappiamo, c'è un mese di stop da giovedì prossimo per la nazionale, che andrà a affrontare in Portogallo l'europeo molto importante. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, a risentirci alla prossima.